li godi quei soldi, non è vero, zio Paperone? Sì, mi piace tanto manipolarli, nuotarci dentro, ma più di tutto mi piace contarli. La strada dell'investimento giusto, di quello per intenderci che dà valore e premio ai tuoi sacrifici e al tuo risparmio, è oggi una via tortuosa e difficile. Il dilemma su come riuscire a investire le proprie risorse, impiegandole nel modo più corretto e soprattutto più redditizio, affligge oggi i risparmiatori in modo trasversale. E se il detto ammonisce chi non risica non rosica, è pur vero che negli ultimi tempi il tema della sicurezza, insieme a quello della fiducia, è diventato di straordinaria attualità. E allora come essere certi che la propria scelta sia quella giusta? Come ridurre al minimo il rischio e poter contare su un rendimento soddisfacente? Non c'è una perfetta e lineare correlazione tra rischio e rendimento, ma è anche vero che rendimenti alti sono quasi mai nella storia associati a rischi bassi. Ecco perché è importante utilizzare un metodo che ci consenta sempre di soppesare e bilanciare rischi da assumersi e rendimenti da perseguire. In realtà chi impegna o investe il proprio denaro sa che negli ultimi 10 anni i tassi di interesse sono così bassi da essere in certi casi addirittura negativi. E allora che fare? Lo abbiamo chiesto a esperti di società prestigiose in grado di offrire alle banche, alle BCC in particolare, strumenti evoluti di finanza, che hanno spiegato durante un incontro organizzato da Banca Veronese per i propri soci alla Gran Guardia di Verona come in questi casi non serva la sfera di cristallo e nemmeno la bacchetta magica, ma una certa dose di buon senso e pragmatismo. Bisogna affidarsi a un esperto a cui non dare tutta la delega rispetto al proprio progetto di investimento, ma con cui confrontarsi continuamente affinché questo esperto possa per noi analizzare le condizioni che continuamente possono variare sui mercati finanziari. Nel concreto oggi abbiamo dei tassi di interesse molto bassi, che significa rendimenti molto contenuti associati a rischi che non sono poi così contenuti, quindi non c'è premio per assumersi certi rischi. Una BCC che offre ai propri soci un ventaglio di possibilità. Ecco, come riuscite a coniugare il piccolo con questa capacità di ricercare sul mercato le migliori soluzioni? Direi che tutti i clienti sono interessati in questo periodo dove i tassi sono molto bassi e la rischiosità sui titoli di Stato non è che sia troppo bassa, insomma, quindi vogliamo dare la possibilità ai clienti di investire in prodotti diversi, diversificare. Non andiamo al 100%, ovviamente che questa è una cosa impossibile da fare e non bisogna farlo, ma diamo la possibilità di avere una parte del loro risparmio gestito bene con prodotti di qualità di un leader mondiale, perché JP Morgan è il leader mondiale. Perché qui stasera? Io spererei che magari ci indicano qualcosa come investimento, come qualche consiglio, ecco. Mi aspetto di sentire qualche buona notizia, visto i dati che ci vengono forniti a livello nazionale e l'andamento macroeconomico che non è positivo. È utile sapere qualcosa di nuovo e tenersi aggiornati, cioè è inutile affidare il conto corrente all'agenzia e poi dimenticarsi che esiste magari il conto se si ha qualche soldo in più del solito, diciamo. Ecco. Fiducia? Certo che sì, ma anche una grande attenzione a quei comportamenti figli dell'inconscio e dell'istinto che spesso ci portano sulla cattiva strada. Quali sono gli errori da evitare? Ad esempio la gestione della visto è estremamente complessa. Ecco. Ad esempio nessuno di noi ovviamente piace perdere soldi, questo è evidente, però cosa succede? Che quando perdiamo soldi allora aumentiamo il nostro livello di visto. Cosa facciamo? Se di fronte ad esempio all'alternativa tra perdere sicuramente 1.000 euro o correre il rischio di perderne 2.000 ma con la possibilità anche di non perdere niente con un semplice lancio di moneta, bene, di fronte a questa situazione che dal punto di vista matematico dovrebbe trovarci indifferenti, dal punto di vista matematico le due questioni sono totalmente indifferenti, bene, le persone preferiscono rischiare perché perdere 1.000 euro mi fa malissimo, quindi preferisco alzare il mio livello di rischio, magari perderne di più pur di avere la possibilità di uscire senza pagare, insomma. Quando stiamo perdendo i soldi amiamo il rischio.
evitiamo il rischio invece quando stiamo investendo, le cose vanno bene, insomma. A domani, mio splendido denaro! Buonanotte e sogni d'oro! E non fatevi mangiare dall'inflazione!